Salve a tutti, siamo con Enrico Cornelio, è un avvocato molto noto a Venezia, ma in questo caso è in veste di scrittore. Ha scritto un libro che racconta un'altra storia, quella a proposito di Gesù, e cioè che in realtà non è mai risuscitato, perché non è mai morto, perché è entrato in coma. In realtà in questo libro, Il caso Gesù, un processo politico, si parla di questo, ma si parla anche d'altro. È un giallo ed è un giallo che vuole raccontare l'esperienza politica di Gesù, vero Enrico Cornelio? Sì, essenzialmente è un libro di storia, non è un libro di religione. E cerco di ricostruire il personaggio storico di Gesù partendo da cose semplici. La prima cosa è il cartello. Il cartello ci dice che era accusato di essersi fatto re dei Giudei e che quindi il processo contro di lui era basato su un'accusa politica, è stato un processo politico. Questo è il senso del libro. I Vangeli non ci trasmettono molto il pensiero politico di Gesù, quindi va indagato cercando di ricostruire in primo luogo qual era il mondo politico palestinese in cui lui è vissuto. Ecco, ma a parte questo, perché sostiene, ed è anche suffragato da alcuni medici dell'US 12, sostiene che Gesù è soltanto entrato in coma? Perché è la soluzione che richiede minori presupposti e quindi è la più semplice e quindi la più attendibile. Mi spiego. Sicuramente un uomo crocifisso non muore istantaneamente, ma muore dopo una lunga agonia che può essere più o meno lunga a seconda di che cosa viene fatto per ridurre il peso e le forze che agiscono sul suo corpo. Però essenzialmente muore asfissiato e quindi entra in un coma ipossico, che può essere più o meno lungo a seconda delle condizioni. Sicuramente Gesù è stato appeso alla croce dopo dei suoi compagni di sventura, che erano già appesi prima di lui. Sicuramente quando è stato diagnosticato come morto dal sottufficiale romano che lo saggia con la propria punta di lancia, gli altri due erano ancora vivi, quindi lui è stato complessivamente crocifisso per un periodo più breve. Era già entrato in coma paradossalmente ipossico. il figlio di Dio era un po' più debole dei due ladroni e quindi diciamo è entrato in coma e ha dato l'impressione di essere morto. È un grosso problema stabilire di chi fosse figlio. Sicuramente non era figlio di Giuseppe, certamente era figlio di Maria, il che aveva per lui una venerazione assoluta. Però, pur non avendo dati su chi fosse il padre biologico di Gesù, in ogni caso Gesù non era figlio di Giuseppe e in ogni caso Gesù ebbe una vita abbastanza dura, nonostante l'ammirazione della madre, che apparteneva a una famiglia, questa è una cosa importante da ricordare, una famiglia della comunità essenica presente nell'Israele dell'epoca. Gli Esseni in parte facevano vita monastica in comunità puramente maschili, in parte si riproducevano e quindi si sposavano a soli fini riproduttivi. Giuseppe dovrebbe essere uno di questi, tant'è vero che Giuseppe Flavio, che è il principale storico antico della Palestina, ci racconta che gli Esseni non si accoppiavano con le gravide e questa notizia noi la ritroviamo pari pari nel Vangelo secondo Matteo. Matteo, ricordiamoci, conosce Gesù dopo i 30 anni, quindi nulla avrebbe potuto sapere della vita intima dei suoi genitori se non fosse stato noto. Quindi ecco, diciamo, colpo su colpo, la visione che da lei è una visione molto laica, naturalmente, della vita di Gesù e quindi in qualche modo snatura o comunque insomma smentisce quello che si è sempre detto di Gesù, e cioè che il più grande miracolo che ha fatto era la propria resurrezione, che il più grande mistero era quello della Madonna, di Maria, che era stata ingravidata in realtà dallo Spirito Santo e non da Giuseppe. Ecco, diciamo che questo libro racconta in un giallo una visione laica della storia di Gesù. Diciamo che è la soluzione più semplice di tutti i problemi che la tradizione pone. Presumere che Gesù sia sopravvissuto a una crocifissione troppo breve non richiede presumere né l'esistenza di Dio, né che egli fosse figlio di Dio, né che lo scopo per cui Dio l'ha mandato in terra fosse quello di essere crocifisso, che è un po' uno scopo un po' contraddittorio. Invece è molto semplice, è stato crocifisso, è stato scambiato per morto,
diagnosi decisamente scarsamente attendibile, anche se probabilmente il sottufficiale romano di morti ammazzati ne conosceva tanti, però tutto sommato non ha accertato più di tanto, era faticoso rompergli le gambe e quindi ha preferito ritenerlo morto. Gesù Esseno significa che insieme a lui ci dovevano essere degli esseni sotto la croce, che forse si sono resi conto che potevano salvarlo nel momento in cui fu lasciato lì dal drappello romano, chiesero la consegna del corpo, lo portarono via e probabilmente lo rianimarono. È gente di una certa esperienza di medicina per l'epoca. E rianimato inizia la sua vita di latitante, cioè a quel punto lui si trasferisce in Galilea, appena riesce a riprendere l'uso delle gambe, si trasferisce in Galilea e finché si trasferisce in Galilea viene incontrato ad Emmaus da persone che lo conoscevano, lo identificano e che lui invita a recarsi con lui a un'osteria, e quello è il bellissimo quadro di Caravaggio che è rappresentato nella copertina. Ecco, la copertina che dimostra cosa? Dimostra la copertina non dimostra niente, solo che Caravaggio ha fatto un bellissimo quadro. Però resta il fatto, il commento che è fatto fin dal 1657 dal primo critico di Caravaggio è che il quadro è di uno sconvolgente realismo. Gesù effettivamente, dopo aver passato tutto quello che aveva passato di orribile, si prende un attimo di pausa, è un uomo sfinito, si prende un attimo di pausa per fermarsi a mangiare qualcosa con ecco, diciamo che appunto amici. questo quadro di Caravaggio è un quadro che racconta un po' di serenità, diciamo, no? E un po' è il giallo l'episodio che si tinge di giallo del libro, no? Per quello è un giallo, cioè perché che fine ha fatto Gesù, cosa è successo? Nessuno lo sa, in realtà lui si reca in Galilea dove viene visto per l'ultima volta dai suoi discepoli. Dalla Galilea probabilmente è scappato il più lontano possibile dai confini dell'impero romano, perché ricordiamoci, se fosse stato ripreso e identificato sarebbe finito nuovamente appeso. E quindi fugge, probabilmente come poi fuggirono alcuni suoi discepoli, tra cui Pietro e Giovanni, che verso Damasco, e poi Pietro e Giovanni rimasero nell'ambito dell'impero, dove furono inseguiti anche da Paolo di Tarso, che divenne poi San Paolo, mentre Gesù verosimilmente proseguì verso la Partia per finire chissà dove e chissà quando. Insomma, un libro sicuramente da leggere, un libro che molti cattolici considereranno una provocazione, i laici invece forse si riconosceranno, e sarà presentato proprio in questi giorni anche appunto con il supporto, come dicevo, dei medici faremo due presentazioni, una domani con lo storico Riccardo Calimani, che è il maggiore esperto che abbiamo in materia, e la faremo nel Casinò Municipale a Vendermeca Lergi. L'altra la faremo giovedì prossimo col professor Bruno Murera, primario anatomopatologo dell'ULSS, con cui tratteremo proprio gli aspetti medico-legali. Quando andrà in onda questo video magari forse questi giorni saranno già passati, non lo so. Però insomma quello che è importante è questa proposta per i giorni di Natale. Grazie Avvocato Cornelio, 30 anni per scrivere questo libro che è un giallo molto copioso, molto lungo, di molte pagine, tutto da leggere.